Bentrovati su Io Compro Siciliano Live, bentrovati da Eliana Chiavetta a mezzogiorno, come sempre l'appuntamento con il meglio del Made in Sicily. Conoscete ormai tutti quanti il nostro portale www.iocomprosiciliano.com. Fra poco scopriremo anche dei prodotti per la cura della nostra pelle, per la nostra bellezza, che potete trovare appunto sul nostro portale. Ma prima, lo so, siete attenti, prima lo sapete già che cosa c'è. Letto e sottoscritto, la nostra rubrica dedicata alla lettura. Ovviamente ad introdurci all'interno di questo mondo c'è l'autore della Tana del Polpo, Giorgio Lupo. Giorgio, ciao! Ciao Eliana, ciao a tutti. È Ciao. passata una settimana. Eh sì, non mi Volata sono via. spostato, io per ottimizzare dormo qui, mangio qui, niente, non mi attivo solo il collegamento praticamente. Senti, ma dietro di te cambia sempre la disposizione dei libri. Quelli sono tutti i libri di cui abbiamo parlato, diciamo dal primo appuntamento a oggi, man mano aggiorneremo, insomma, aggiungiamo nuove perle a questa raccolta. Fammi vedere la prima copertina di cui parleremo oggi. E allora, la copertina ce l'ho qua ed è Lo Lo Scorpione Dorato di Scorpione Marica, guarda, Dorato copertina tra l'altro meravigliosa, bellissima. Aug di Edizioni, Marica insomma. Campeti, e quindi la Sì, invitiamo subito, Marica, ad unire a certo. noi. Marica, ben arrivata. Ciao Ciao Eliana, Marica. ciao Giorgio, Ciao grazie Marica. dell'invito. Intanto abbiamo iniziato con i complimenti alla copertina, perché è vero che l'abito non fa il monaco, ma vi devo dire la verità, quando una copertina ti affascina, tu vai lì a leggere di che tratta quel libro. Quando È la vero, copertina è un po' così, dici, boh, sarà. sono d'accordo con te Eliana, anche io sono affascinata e colpita dalle copertine belle e poi vado a leggere di cosa si tratta, esattamente come te. Giorgio, ce lo racconti tu chi è Marica? Sì, allora Marica è una scrittrice, oltre che essere un'amica, ma siamo diventati amici dopo aver reciprocamente letto i testi. Sono diventati prima amici i nostri personaggi e poi noi praticamente. È una scrittrice di grandissimo talento, veramente di grandissimo talento. È Grazie. autrice di 2 romanzi fino adesso, questo di cui parleremo, Lo Scorpione Dorato, Aug Edizioni, è veramente un testo difficile da sintetizzare, se non con il fatto che sia bellissimo, è pieno di sfumature, ne parleremo domani al Termini Book Festival, avremo un po' più di tempo, ma insomma io direi di lasciare la parola a Marica per raccontarci la trama e poi le facciamo un paio di domande. Che ne Grazie dici? Giorgio, grazie. Allora, Lo Scorpione Dorato inizia un po' come un romanzo giallo, con un mistero, con una scomparsa. Successivamente però si capisce che in realtà non è un romanzo giallo, ma un romanzo che tratta importanti argomentazioni femminili. Le protagoniste sono 2 donne, e una è una tipica donna occidentale, diciamo medio borghese, con una vita tranquilla, che però viene sconvolta, diciamo, da un accadimento tragico. E dietro a questo accadimento va a crollare tutta la sua identità e tutto il suo ruolo, diciamo, nella società, il suo essere una donna perfetta, una moglie perfetta, il ruolo che la società le ha imposto. L'altra protagonista invece vive da tutt'altra parte, perché vive a Istanbul ed è una profuga curda. È una ragazza che si porta dietro un passato di sofferenza, fatto di abusi e di indifferenza nei confronti della sua condizione, perché è una ragazza che ha una condizione di disabilità. Una disabilità che non viene riconosciuta dove lei vive. E questa ragazza andrà via dal suo villaggio e farà la venditrice ambulante di simit, che sono delle ciambelline di pane che si vendono a Istanbul con i carretti nelle piazze, e farà un viaggio molto particolare, molto avventuroso, e a un certo punto del libro queste 2 donne così diverse, quindi Chiara, la donna occidentale moderna, e Beyan, la profuga curda, si incontreranno, incroceranno i loro destini e lo faranno in un luogo assolutamente inospitale e ameno, un luogo dove sembra non ci sia speranza, ovvero un campo profughi turco-siriano.
E in questo campo profughi queste due protagoniste si incontreranno e compiranno il loro destino. È un romanzo sul coraggio femminile, ma anche su il voler aprire gli occhi su una condizione che non è lontana dal nostro mondo, che è quello dei rifugiati, soprattutto dei bambini, delle condizioni in cui vivono i bambini nei campi di rifugiati siriani, curdi, ce ne sono tantissimi. Campi spontanei, quindi non governativi. Il campo di cui parlo io nel romanzo esiste veramente e sono stata aiutata da un'associazione umanitaria per ricostruire tutto, quindi sia la situazione diciamo, delle donne, dei bambini, degli uomini che vivono in questi campi, sia le modalità di interazione dei volontari con i profughi, modalità di soccorso, ma anche come loro affrontano quotidianamente le avversità che incontrano, perché comunque dobbiamo pensare anche alle difficoltà di una persona occidentale che si reca in questi posti e trova una situazione completamente disastrata, anche a livello quotidiano, quindi il come dormire, cosa mangiare, come lavarsi, dove andare in bagno, cioè tutto diverso, è tutto estremamente diverso da ciò che noi viviamo qui. E quindi è un viaggio dentro a un viaggio. Il viaggio delle due protagoniste, il viaggio verso la speranza e la riacquisizione di sé, delle proprie radici, della propria vita e della propria dignità per entrambe le protagoniste, e il viaggio umanitario. È un romanzo sicuramente duro in alcuni tratti, crudo anche, che colpisce proprio perché racconta la verità. A proposito di Marica di viaggio che hai nominato, questo è un libro che si può, secondo me, mangiare, odorare, toccare, perché è una difficoltà del campo profughi con tutta la sua bellezza. Ti chiedo come sei riuscita a renderlo, cioè tu hai vissuto questa città, raccontaci la tua esperienza perché sei riuscita a trasmetterla nel tuo libro in maniera, secondo me, bellissima. Allora, questa è una particolarità della mia scrittura. La mia scrittura io amo chiamarla la scrittura dei cinque sensi, perché mi piace come lettrice immergermi completamente nel luogo e nelle pagine del libro con tutti i miei sensi e quindi ho riportato questa mia, diciamo, attitudine anche nella scrittura. Quindi do molta importanza agli odori, alle sensazioni tattili, ai rumori e sono tutte sensazioni ovviamente che io sento su di me e che faccio vivere alle protagoniste e quindi di conseguenza al lettore. Sono stata in Turchia, sono stata a Istanbul, ma l'ho vissuta per pochi giorni, quindi sicuramente non ho un'esperienza da esperta sulla città. Però quello che ho visto, quello che ho vissuto, ho cercato di viverlo pienamente. Io ho una memoria forte sulle sensazioni. Queste sensazioni fisiche mi rimangono anche a distanza di tempo e quindi ricordo perfettamente gli odori delle strade di Istanbul, l'odore del Gran Bazar, la sensazione di alcuni sapori, la sorpresa per la diversità di alcuni sapori e quindi ho voluto riportare queste sensazioni, così come l'ordine e l'educazione del popolo turco, una cosa che mi ha sorpreso molto per essere una grandissima metropoli, c'è un ordine e un rigore e un'educazione delle persone anche sugli autobus, sui tram, veramente sorprendenti. Quindi ho voluto riportare queste impressioni nel romanzo e mi piace, insomma, quando mi dicono che ci si sente dentro alle pagine. Ci sono anche dei messaggi che stanno arrivando per Marica, li vediamo insieme, sono già volati via 10 minuti. Marisandra Capobianco dice Ciao buongiorno Marica. Marisandra. Luca Leonardi dice lo scorpione dorato dove i destini di donne si incrociano tra difficoltà e sofferenza, una storia che troveranno
in cui troveranno loro stesse coraggio e forza per ribaltare un destino che sembra già segnato. Quindi ci racconta, ci riassume così il tutto. Maurizio Tumminia che ci dà buongiorno e mando un abbraccio a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, Antonino Di Caccamo che ci saluta da Milano, buongiorno anche a te. Ignazio Greco Ferlisi che ci saluta, dice hello, guten Tag, quindi qui siamo dalle parti della Germania. Giorgio, noi dobbiamo salutare anche Marica, ma me lo vuoi dire tu perché leggere con un arrivederci dorato? con Marica, sì, con un arrivederci con Marica la prossima settimana, domani, su Radio Panorama con la rassegna invernale del Termini Book Festival. Mentre la rubrica letto e sottoscritto con Eliana e all'interno di Io Compro Siciliano Live vedrà il prossimo appuntamento venerdì prossimo con Barbara Bellomo, autrice sicilianissima, Salani editore, un altro bellissimo appuntamento da non perdere. E ricordati che ho la giacca perché voglio essere... La giacca lo devo dire, ho messo la giacca perché voglio essere invitato a Io Compro Siciliano Live. Allora, la prossima volta io mi incatenerò alla libreria se non mi invitate. Ma già sbagli, perché questo Io Compro Siciliano Live. Sì, vabbè, il live di Io Compro Siciliano. No, quello è Sicily On Air. Insomma, invitatevi da qualche parte perché ho crisi. Avevo una sola possibilità per stare zitto e l'ho sprecata, quindi direi di chiudere onestamente così. Faremo bene, ricorderai il titolo della trasmissione di Vincenzo Canzone venerdì prossimo lo dirò meglio. Grazie Marica Campetti, grazie Giorgio Lupo, grazie. Tornerà venerdì prossimo, ma noi continuiamo con Siciliano Live, che è questo appuntamento di mezzogiorno, perché vi vogliamo portare nel nostro marketplace. Potete trovare questi prodotti straordinari su www.iocomprosiciliano.com. A realizzarli, ad averli ideati è la dottoressa Floriana Sergio. Floriana, benvenuta. Ciao Eliana, buongiorno, grazie. Floriana, dove ti trovi? Io mi trovo nell'ufficio del mio laboratorio, nel pensatoio, dove nascono in parte le formule dei miei prodotti. Sei a Trapani, giusto? Nel mio mondo, sì, io sono a Trapani. Pharmaflow è un'azienda trapanese che è a Trapani, quindi è un laboratorio artigianale a Trapani, proprio in città peraltro, quindi sul territorio. Sul territorio. Allora, la prima cosa che mi piace sottolineare dei prodotti di Floriana, di queste Pharmaflow, è che è una linea di prodotti cosmetici realizzata con ingredienti a chilometro siciliano. A chilometro siciliano. Allora, questa definizione devo dare... È bellissima. Devo rendere a Cesare quel che di Cesare. Questa definizione proprio sui miei prodotti, quando ancora era un progetto, me l'ha regalata, tra virgolette, il mio carissimo amico Filippo Drago di Molini del Ponte, che mi ha detto, dice, i tuoi prodotti non sono a chilometro zero, dice, i tuoi prodotti sono a chilometro siciliano. E allora, siccome io sono molto legata al mio territorio, alla mia isola, anche soprattutto dal punto di vista imprenditoriale, mi è piaciuto appunto far di Pharmaflow questa bellissima definizione che Filippo mi ha coniato e mi ha regalato, perché uno dei pilastri proprio di Pharmaflow, come hai accennato, sono le materie prime, quindi il recupero delle materie prime tal quali tipo olio d'oliva piuttosto che olio di semi di fico d'India o come estratti ad alta tecnologia, quindi parliamo dell'estratto di nocciolino e di foglie di ulivo per rilavorazione della sanza, piuttosto che dell'estratto di clado cioè la pala in siciliano di fico d'India. Provengono originale perché siamo tutti siciliani e nessuno lo sa. Vabbè,
Specifichiamo, provengono proprio dall'agricoltura della nostra isola, quindi provengono anche dalla rilavorazione, e questo è un altro tema che sta molto a cuore a me e quindi a Pharmaflow, dalla rilavorazione degli scarti o di quello che potenzialmente potrebbe essere uno scarto e diventare un problema da gestire, perché comunque gli scarti di lavorazione, la sanza, per gli olefici è un problema da gestire, e quindi ci sono questi meccanismi, questi processi virtuosi che da qualche anno si sono instaurati in Sicilia, e quindi che contribuiscono alla nostra economia, che permettono di trasformare quello che è un motivo di crisi, tra virgolette, in grandissima opportunità. È chiaro che sono, comunque parliamo di materie prime ad altissimo potenziale, perché la sanza, per esempio, ha all'interno ancora un altissimo contenuto di polifenoli. Quindi sono materie prime che si prestano molto molto bene per l'utilizzo cosmetico nel caso specifico dei prodotti Pharmaflow. Continuiamo a raccontarveli fra poco i prodotti Pharmaflow insieme alla dottoressa Floriana Seggio, ma intanto abbiamo un video per poter vedere quali sono questi prodotti. Guardiamoli insieme. Picciridda, chi femmina, Donna Franca, nomi di donne e nomi del mondo femminile siciliano. Assolutamente, sì. Questo primo step di lancio dell'azienda e quindi di brandizzazione del prodotto, ho voluto proprio ricercare dei nomi alle 3 linee che richiamassero fortemente la Sicilia. Devo dire che ho iniziato proprio dalla linea centrale Picciridda. E perché Picciridda? Perché questa linea contiene l'estratto di Cruschiello di Tumminia. Io la chiamo anche linea dell'amicizia perché appunto è nata da un confronto appunto con Filippo, e contiene anche un estratto di lavanda bio di un'azienda sulle Madonie. Picciridda perché le nonne anticamente o le mamme mettevano la crusca nell'acqua per il bagnetto dei bambini, perché comunque la crusca ha degli attivi, delle proprietà lenitive che fanno bene alla pelle e che rendono la pelle liscia e morbida. E quindi muovendomi da Picciridda ho detto ok, le altre 2 linee devono rimanere coerenti con il percorso tracciato, e quindi Donna Franca perché è la mia linea, diciamo, per pelli mature, ma parliamo di pelli dai 35 anni in su, e quindi voleva il nome della donna sicula per eccellenza, e quindi mi è venuta Donna Franca anche perché forse il 90% delle mie clienti si chiamava Ciccina, Franca, Francesca. C'era sempre questo nome, mi ritornava. Florio, però. Sì, e poi esatto, Donna Franca Florio, insomma abbiamo dei riferimenti molto forti e rappresentativi, e quindi mi piaceva appunto rendere omaggio anche a queste donne sicure. Ovviamente e poi anche su www.iocomprosiciliano.com, dove si trovano i tuoi prodotti Pharmaflow, abbiamo anche tutti gli ingredienti, però c'è qualcosa che ancora non possiamo trovare, visto che siamo in chiusura voglio fartelo dire, sì. C'è una nuova linea alla quale stai lavorando che ci fa anche sperare in un futuro dove il turismo tornerà a vivere come
dovrebbe nella nostra Sicilia, un po' in realtà in Io tutto il mondo. sto facendo uscire la linea Cortesia, tutta, diciamo, made in Sicily, perché chiaramente la facciamo qui con materie prime siciliane, e è destinata a a quelle strutture che credono nella Sicilia, che vogliono portare avanti la nostra economia e il discorso della Sicilia, e che sono orientate verso la sostenibilità. Quindi sì, a breve la lancerò anche sul sito. In questo momento è tutto un work in progress per arrivare pronti proprio ai prossimi mesi di apertura. Quindi per qualsiasi informazione siamo qui. Infatti questo lo diciamo perché magari si può partire dal guardare i prodotti e poi possono scriverti sempre attraverso il nostro portale e chiedere informazioni anche per le loro strutture ricettive, perché è bello che noi siamo qui a raccontare il Made in Sicily, ma proporlo per esempio in questi casi anche al turista che arriva è sicuramente un valore aggiunto. Ecco, come si ha piacere se a tavola vai a servire dell'olio, essendo che è siciliano, può essere altrettanto una bella coccola, dire guarda, questa è la crema, questo è il prodotto. Esatto, anche perché sarà una linea che sto strutturando proprio con il concetto di tutti i miei prodotti, quindi materie prime di altissima qualità, non risparmiando veramente su nulla, perché comunque di corpo ne abbiamo uno solo, quindi dobbiamo fare attenzione. E poi penso che insomma anche per un albergatore piuttosto che il proprietario di strutture sia un motivo di orgoglio poter far trovare nella sua struttura al cliente che viene da fuori una linea ben confezionata siciliana, fatta come si deve. E noi facciamo il tuo per te, Floriana. Grazie. Dottoressa Floriana Sergio per averci raccontato la sua PharmaFlow. A presto. Grazie a te. E noi così concludiamo questo appuntamento del venerdì. Oggi non ce l'abbiamo la sigla finale con Sicily On Air, è stato ieri l'appuntamento live, però ci sono state migliaia e migliaia di visualizzazioni, centinaia e centinaia di condivisioni. Io lo voglio fare, andatela a vedere questa prima puntata di Vincenzo Canzoni, è stata molto bella con tantissimi ospiti, anche perché noi rimaniamo lì online e ci potete ritrovare, rivedere e condividere sulle vostre pagine per fare vedere i vostri appuntamenti preferiti anche ai vostri amici. Ne approfitto per ringraziare Marzia Monreale, il nostro Paolo Gatti in regia, e tutti voi come sempre che siete affettuosi e ci seguite in tantissimi. Buon weekend a tutti, ci rivediamo lunedì con una nuova puntata di Io Compro Siciliano Live sempre a mezzogiorno. Ciao! Non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzone ogni giovedì alle 21:30. Io Compro Siciliano, Sicily On Air, il music show dei siciliani.